subito, Ilaria libera, libera subito, Ilaria libera. Ore 9:30 una quarantina di attivisti del centro sociale Rivolta hanno occupato la sede del consolato ungherese a Piazzale Roma per sollecitare la liberazione di Ilaria Salis, la 39enne italiana detenuta in Ungheria dall'11 febbraio scorso con l'accusa di lesioni a 2 neonazisti. All'interno del consolato i partecipanti del Blitz hanno esposto uno striscione con la scritta Ilaria Salis libera subito. Vogliamo Ilaria libera subito e siamo qua per fare pressioni sul governo ungherese e sul governo italiano per parlare di questa questione, per riuscire a far vedere che ci sono persone che si attivano di fronte all'assenza totale del rispetto dei diritti umani in Europa, con la collaborazione del governo italiano a un governo come quello ungherese di estrema destra che sta tenendo da un anno in carcere una persona solo con l'accusa di essere antifascista. L'iniziativa si è svolta mentre il ministro della giustizia Carlo Nordio era in visita a Padova per l'inaugurazione dell'anno accademico. Appresa la notizia dell'occupazione del consolato da parte dei militanti del centro sociale, il ministro ha risposto: è un reato e quindi procederà la magistratura. Sulla vicenda Salis, Nordio ha ribadito successivamente: quello che ho detto ieri in Senato e alla Camera corrisponde a quello che sono le regole e le leggi che disciplinano la sovranità giurisdizionale dell'Ungheria e dell'Italia e non vi è quindi nessuna novità.